Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Alzarsi all'alba, la traccia più gettonata dagli studenti, archiviata la prima prova degli esami di maturità. Scontro tutto interno al clan dietro la sparatoria di piazza Beppe Montana a Catania, un arresto. Controlli insufficienti, lacune organizzative. Dopo 2 anni di indagini, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nel lavoro pubblica la relazione sulla strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai. L'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo risponde per 2 ore ai magistrati di Gela che indagano sulla frana di Niscemi. Top secret l'audizione. Allerta incendi arancione domani in Sicilia, intanto si indaga sul rogo che ha devastato Montagna Grande, uno dei polmoni verdi del Trapanese. Calcio, sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, il tecnico calabrese è ora in pole, ma resta forte la concorrenza dell'Empoli in Serie B. È stato alzarsi all'alba il tema di attualità, ispirato a un brano di Mario Calabresi, la traccia più scelta dagli studenti. Archiviata la prima prova scritta, gli studenti adesso si preparano ad affrontare la seconda prova, che è diversa per ogni facoltà. Sentiamo Desiree Ferlito. Ti aspettavi queste tracce? Allora, sinceramente no. Però comunque è stata una bella scelta quella che ho fatto, sono contenta. Volti più distesi, sorrisi che tornano ad affacciarsi e cellulari subito in mano per confrontarsi con compagni e amici. Dopo ore trascorse tra i banchi, per migliaia di maturandi è arrivato il momento di tirare il fiato e iniziare con pronostici e bilanci. Devo dire che sono contenta della mia produzione. C1 che era su quando si è piccole si prova stupore e poi quando cresci questo stupore passa. Diciamo che è un po' difficile perché non sapevo bene come argomentare, però spero che sia andata bene. 7 tracce, migliaia di elaborati e altrettante storie personali. Gettonatissimo il tema di attualità ispirato al brano di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, dedicato al valore della fatica e alla perseveranza. Tra le più scelte anche il brano di Frank Furedi, I confini contano, una riflessione sul delicato passaggio tra adolescenza ed età adulta. Molto apprezzato anche il tema che invitava gli studenti a riflettere sulla capacità di meravigliarsi di fronte alla natura e alle piccole cose. Come mai secondo te questa C2 è stata così gettonata? Allora, più che altro perché secondo me non riguardava gli autori che non avevamo studiato personalmente almeno, e comunque riguardava più l'attualità. È un testo appunto sull'attualità, era semplice, quindi mi sono buttato su quello. Parlava della fatica, tutte queste cose, in qualche modo mi sono orientata, anche se non ci aspettavamo queste tracce in realtà. 5 anni di scuola che scorrono nella mente, mentre si scrivono le ultime righe di un tema che segna simbolicamente la fine di un percorso. Tappa fondamentale che la porta su un percorso di vita che poi sceglierà lei. Ho visto un abbraccio liberatorio. Sì, mi devo arrampicare, però sì, restano bambini per noi. E ci sarebbe uno scontro tutto interno al clan dietro la sparatoria di piazza Beppe Montana a Catania. Un uomo è stato arrestato in servizio. Uno scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio. Non ha dubbi la Procura di Catania in merito alla sparatoria avvenuta in piazza Beppe Montana tra San Giovanni Calermo e Trappeto Nord, che ha causato il ferimento di 3 giovani, uno dei quali è ancora ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Canizzaro per una lesione alla terza vertebra lombare. A seguito delle indagini un uomo è stato arrestato per tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale d'arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Negli atti dell'inchiesta sono stati acquisiti video dei sistemi di videosorveglianza in cui, ricostruisce la Procura di Catania, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l'arrivo di un uomo in auto e di scooter con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d'uomo. 27 i bossoli trovati a ridosso della piazza. E mentre gli agenti delle volanti sono arrivati sul luogo della sparatoria, i carabinieri hanno intercettato i 3 scooter con 6 persone a bordo. Durante l'inseguimento uno dei passeggeri è caduto per terra ed è stato bloccato.
dopo un breve tentativo di fuga. L'uomo, ristretto ai domiciliari ed evaso dopo aver manomesso un braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un giubbotto antiproiettile costituito da 2 libri avvolti in un lenzuolo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno recuperato una pistola semiautomatica risultata rubata con un colpo in canna ed altri 12 nel caricatore. Sarà una istruttoria imponente con la richiesta di sentire quasi 500 persone, fra testimoni e collaboratori di giustizia, per dimostrare l'esistenza di un'alleanza in Lombardia fra 'ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, la cosiddetta mafia a 3 teste, al centro del processo Idra che vede imputate 45 persone. Questa non è una mafia silente, ha spiegato la PM della DDA di Milano, Alessandra Cerreti. Alle infiltrazioni nel tessuto economico sono seguite estorsioni, intimidazioni fino ad arrivare ad un caso di lupara bianca. I carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona, una donna, nell'ambito delle indagini sull'uccisione di Giuseppe Florio, 66 anni. Il cadavere dell'uomo, avvolto con lenzuola e sacchi di plastica, fu trovato nelle campagne di Castiglione di Sicilia il 26 aprile scorso da un passante. La donna è una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, amica della coppia già arrestata che l'uomo era solito frequentare. Un pensionato 81enne di Cerda ha minacciato, puntandogli contro la pistola con il colpo in canna, un avvocato di Campofelice di Roccella, Giovanni Allegra, che è anche assessore comunale. L'anziano si è barricato nell'ufficio della vittima per 1 ora e mezza, intimandogli di scrivere un ricorso in Cassazione. Il legale è riuscito a mantenere la calma, ha redatto l'atto, non appena ricevuto il documento l'uomo è tornato a casa, ma è stato rintracciato e arrestato. Dopo 2 anni di indagine, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza nel lavoro ha reso nota la relazione sulla strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 5 operai. Manlio Viola. La strage di Casteldaccia del 6 maggio 2024, nella quale morirono 5 operai, fu frutto di una catena di errori e di omissioni, delle quali sono responsabili a vario livello tutte le aziende coinvolte. Lo sostiene la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro in missione in Sicilia, proprio per presentare 2 anni di indagini. AMAP, la società partecipata del Comune di Palermo che commissionò l'incarico, sarebbe responsabile, secondo la Commissione, di lacune organizzative ed operative. L'impresa appaltatrice non avrebbe invece effettuato le comunicazioni previste per legge nei subappalti, mentre l'impresa subappaltatrice non avrebbe usato personale formato, non avrebbe controllato la presenza di gas tossici e non avrebbe fornito i lavoratori di respiratori. Ma secondo la Commissione il problema non si ferma al singolo episodio, per quanto grave. A fronte di 400.000 imprese attive, la Regione dispone soltanto di 103 ispettori del lavoro impiegati sul campo, mentre altri 8 si occupano di contenziosi. Nell'isola è stato bandito un concorso, ma non è ancora stato espletato e comunque il numero resterà insufficiente. Nella relazione della Commissione d'inchiesta della Camera anche una serie di indicazioni e la sollecitazione ai governi nazionali e regionali a fare di più e meglio. Un tema affrontato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio riferendosi alla strage di Casteldaccia in una lettera alla Commissione ringrazia per l'indagine e le proposte avanzate ed esorta istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro, perché la vita deve essere tutelata. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio di Raffaele Lombardo davanti ai magistrati della Procura di Gela che indagano sulla frana di Niscemi. A differenza degli altri ex governatori coinvolti, Lombardo ha deciso di rispondere alle domande dei magistrati. Gerri Italia. Raffaele Lombardo, ex presidente della regione siciliana e leader dell'MPA, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Gela poco dopo le 10 del mattino. Ad attenderlo i magistrati del Pool Frana, coordinati dal procuratore Salvatore Vella, che indagano sul dissesto che ha colpito il territorio di Niscemi lo scorso gennaio. Lombardo è stato ascoltato per oltre 2 ore, una scelta diversa rispetto a quella fatta dagli altri ex governatori siciliani già convocati. Rosario Crocetta e Nello Musumeci, così come l'attuale presidente della regione Renato Schifani, si erano infatti avvalsi della facoltà di non rispondere. L'ex governatore invece ha
ha deciso di affrontare le domande degli inquirenti. Al momento però resta il massimo riservo sull'esito dell'interrogatorio e sulle dichiarazioni rese ai magistrati. Lombardo è indagato insieme agli altri 2 ex presidenti della regione e l'attuale governatore. Nel fascicolo risultano coinvolti complessivamente 13 soggetti, tra cui tecnici e rappresentanti delle strutture commissariali che negli anni hanno gestito l'emergenza idrogeologica nell'area. L'inchiesta punta a accertare eventuali responsabilità per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso delle decisioni prese negli anni e verificando eventuali omissioni o ritardi negli interventi di prevenzione in una zona da tempo considerata ad alto rischio. Una donna di 54 anni, Francesca Miceli, è morta oggi pomeriggio in un incidente sulla Palermo-Agrigento. Lo scontro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Palermo all'altezza del chilometro 238. A scontrarsi frontalmente è stata una Fiat Panda, all'interno della quale viaggiava la vittima, e un autocarro. E arriva la condanna per un catechista che adescava bambine, all'epoca anche minori di 14 anni. Gerry Italia. Un rapporto di fiducia tradito, secondo l'accusa, all'interno di ambienti ecclesiali frequentati da bambini e famiglie. Un uomo residente in un comune dell'Ennese molto attivo come catechista è stato condannato con rito abbreviato a 9 anni e 4 mesi di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Enna. La sentenza riguarda 2 bambine, entrambe minori di 14 anni, che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbero state adescate proprio nei contesti parrocchiali frequentati dall'uomo. Per una delle vittime gli abusi sarebbero avvenuti in più occasioni tra novembre e dicembre del 2021. Per la seconda bambina invece gli episodi contestati risalirebbero al 5 gennaio del 2022, quando si trovava ospite nell'abitazione dell'uomo e affidata a lui. Contestato anche il reato di corruzione di minorenne per i fatti che si sarebbero protratti fino all'aprile del 2023. La condanna inflitta dal giudice è stata superiore alla richiesta della procura, che aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. Oltre alla pena detentiva sono state disposte l'interdizione perpetua da incarichi e contatto con minori, la sospensione da pubblici uffici e altre pene accessorie. Respinta anche la richiesta della difesa di accedere alla giustizia riparativa. Secondo il giudice il percorso avrebbe potuto comportare ulteriori conseguenze negative per le vittime. Dopo la sentenza i genitori delle bambine hanno trasmesso gli atti alla curia della diocesi di Piazza Armerina, già al centro delle polemiche per altri casi di abuso, chiedendo che vengano adottate misure per evitare qualsiasi futuro contatto dell'uomo con minori negli ambienti ecclesiastici. Corruzione per l'affidamento di appalti pubblici. La procura chiede l'arresto del sindaco di Sommatino e di altre 7 persone. Rita Cinardi. Ancora un terremoto giudiziario scuote il centrodestra nisseno. La procura di Caltanissetta ha chiesto il carcere per il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia e per altre 2 persone, oltre agli arresti domiciliari per 5 indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di lavori pubblici. I magistrati hanno chiesto al GIP Lorena Santacroce l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 persone tra amministratori pubblici, funzionari e privati. Per il sindaco di Sommatino, esponente di Forza Italia, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. La stessa misura è stata richiesta per Roberto Alotta, dirigente dell'ufficio tecnico comunale, e per Diego Caramazza, agrigentino, ritenuto dagli inquirenti coinvolto nella vicenda. Per la vice sindaca Menegela Castellano e per l'assessore Jean-Pierre Romeo sono stati invece richiesti gli arresti domiciliari. Secondo l'ipotesi accusatoria, al centro dell'inchiesta vi sarebbero presunti episodi di corruzione legati all'affidamento e alla gestione di lavori pubblici nel comune nisseno. La prossima settimana gli 8 indagati compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per gli interrogatori preventivi. La circonvallazione di Catania trasformata in una giungla a causa della vegetazione spontanea che invade sede stradale e marciapiedi. Tonino De Mano. È una vera e propria giungla e per ogni giungla che si rispetti non mancano i pericoli, sotto forma di un verde fin troppo spontaneo. La circonvolazione di Catania assomiglia sempre più ad un gigantesco cespuglio che a seconda delle stagioni cambia colore, con l'erba secca che rischia di innescare pericolosi incendi. I viali Odorico da Pordenone, Antoniotto Uso di Mare, Lorenzo Bolano, Felice Fontana, accomunati dal degrado e dalla scarsa manutenzione, con i marciapiedi quasi intransitabili per buona pace di chi parla di sicurezza. Da queste parti e soprattutto per i pedoni non c'è alcun tipo di sicurezza, e che dire dell'impianto di illuminazione pubblica che in alcuni punti è letteralmente ricoperto dalle fitte chiome degli alberi, i cui rami a volte ostacolano la visibilità degli automobilisti anche a ridosso dei semafori, come dimostra questo filmato. E le immagini mostrano la pericolosità di questa palma sporgente che invade parte della carreggiata, rappresentando, specie nelle ore serali, un serio pericolo per quanti viaggiano su mezzi a 2 ruote.
In tema di vegetazione spontanea vi mostriamo il bel murales realizzato su una delle pareti del Tondo Gioeni. Già irriconoscibile il volto di uno dei protagonisti, tra poco anche l'altro sarà nascosto ed oscurato dal verde. Immaginiamo quanto siano contenti gli autori del dipinto. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, parleremo fra l'altro dell'allerta incendi arancione prevista per domani in Sicilia. Allerta arancione domani per rischio incendio in Sicilia, dove le condizioni meteo, secondo la Protezione Civile, possono causare la combustione di sterpaglie. Per le ondate di calore l'allerta diramata per domani invece è gialla a Palermo, Messina e Catania. Da lunedì prossimo inoltre sarà attivo il 1500, numero di pubblica utilità che fornisce consigli utili sia per la prevenzione degli effetti del caldo che sui rischi legati alle punture di insetto. Intanto partono le indagini sul rogo che ha devastato Montagna Grande, uno degli ultimi polmoni verdi del trapanese. Laura Spanò. Dopo 96 ore di incendio su Montagna Grande nel Trapanese ancora non c'è una stima precisa dei danni, ma si calcola che sono andati in fumo 1500 ettari di sola area demaniale e un'altra stima provvisoria parla di 34 km di area incendiata. La notizia positiva però è che le telecamere della Protezione Civile hanno individuato il punto di uno degli inneschi fuori dal demanio in una zona ben precisa, si parla di un canalone. Riguarda la giornata di sabato quando è scoppiato l'incendio. Al momento non sappiamo se in quelle immagini video vi sono immortalati anche gli incendiari, ma sappiamo che quelle immagini ora sono al vaglio delle autorità giudiziarie che dovranno identificarli e accertare le responsabilità. Un tavolo tecnico urgente per monitorare costantemente la situazione miasmi nel petrolchimico siracusano e quanto emerso dal vertice in prefettura durato quasi 2 ore. I sindaci si ritengono soddisfatti dell'attenzione massima che è stata riconosciuta. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta. Il 26 giugno la Commissione regionale ambiente sarà proprio a Melilli. Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, si dice pronto a lasciare la fascia tricolore se la provincia non riceverà più acqua e garanzie per tutta l'estate. Davide Sardo. Se le rassicurazioni che ci hanno dato ieri verranno disattese, noi siamo tutti pronti a consegnare la nostra fascia tricolore, perché chiaramente come cittadini ci troviamo oggi a essere in front office dei cittadini a cui vogliamo dare risposte. Il sindaco di Agrigento questa mattina rilancia l'allarme all'indomani del vertice in regione che ha riunito i primi cittadini della provincia di Agrigento. Una posizione forte maturata dopo l'incontro di ieri a Palermo, dove i sindaci hanno chiesto garanzie sull'aumento delle forniture d'acqua durante tutta la stagione estiva. Al centro della vicenda il braccio di ferro tra AICA e Sicilia Acque, mentre continua a pesare il debito accumulato dal gestore idrico. Quello che abbiamo chiesto è che Colianni si assicuri che Sicilia Acque non tagli le forniture alla nostra provincia di Agrigento per questioni finanziarie, perché l'acqua è un diritto inviolabile, non è un bene di mercato e deve essere garantito, al di là dei debiti che il gestore ha con Sicilia Acqua, un quantitativo minimo alla nostra provincia. Su questo tutti i sindaci erano d'accordo. I sindaci ribadiscono che l'emergenza non è legata alla disponibilità d'acqua negli invasi, ma a problemi gestionali e finanziari che rischiano di lasciare cittadini e attività economiche senza risposte adeguate nei mesi più caldi dell'anno. Dalla regione sono arrivati impegni economici e rassicurazioni. Adesso però i primi cittadini attendono risultati concreti, perché avvertono il diritto all'acqua non può più restare ostaggio di debiti, contenziosi e burocrazia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, con il Catania ancora alle prese con la scelta dell'allenatore. Tra poco. Sono giorni decisivi per la scelta dell'allenatore che la prossima stagione guiderà il Catania, il tecnico De Giorgio, conteso anche dall'Empoli. Sergio Colosi.
Sorpasso De Giorgio per la panchina del Catania, ma in corsa c'è l'Empoli che offre la Serie B. Come Fabio Caserta è calabrese, giovane e ambizioso. Pietro De Giorgio, conteso da Catania ed Empoli, ha scavalcato Caserta nei piani del club di Pelligra. Ritroverebbe il direttore sportivo Fortunato Varrà e l'attaccante Salvatore Caturano, squalificato 6 turni nella prossima stagione, ma punto di riferimento di un reparto da potenziare che potrà contare su Forte e sul catanese Leonardi. 4-3-3 il modulo di De Giorgio, reduce dalla vittoria della Coppa Italia di Serie C a Potenza, sotto contratto ancora per 1 anno, ma pronto a liberarsi per abbracciare il progetto a vincere del Catania o la Serie B ad Empoli, con Tisci vicino alla società lucana. Più indietro Turati e Diana, per Caserta frenata brusca su mercato e aspetti contrattuali. Gioco ad incastro dal finale incerto sull'asse Sicilia-Toscana. Il Catania sarà ringiovanito, ma con l'obiettivo di vincere il campionato. Le linee sono tracciate da tempo, presto i nomi nelle caselle libere, a partire proprio da quella dell'allenatore. Intanto il Palermo lavora a fari spenti su alcune trattative di calciomercato. Marco Gullà. Al momento solo nomi, nessuna trattativa definita, ma il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora intensamente per regalare a Pippo Inzaghi una rosa di qualità. L'unica coppia già delineata è quella formata da Bagni e Peda al centro della difesa, mentre negli altri reparti mancano ancora tasselli da inserire. Il tecnico vuole un organico più profondo rispetto alla scorsa stagione, con ricambi capaci di mantenere alto il livello e di sostenere sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1. La società continua a monitorare diversi profili. Per l'attacco resta vivo il nome di Luvumbo, con il giocatore che piace per rapidità e capacità di creare superiorità. Resta da capire la formula dell'eventuale operazione con il Cagliari. In parallelo spunta anche Compagnon, esterno offensivo reduce dalla stagione al Venezia. Sulle fasce restano d'attualità Cassandro e Di Mario, mentre tra i giovani osservati c'è ancora Alessandro Romano. Per la Porta invece Ioronen va verso il rinnovo e il club lavora alla ricerca di un secondo portiere. Tra i nomi valutati spunta quello di Boris Radunovic, di proprietà del Cagliari e reduce dall'esperienza allo Spezia. Restano sullo sfondo anche De Planche e Belagus, ma il Palermo cerca un profilo affidabile per completare un ruolo che nella scorsa stagione è stato particolarmente delicato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.